Io ho detto, mi sembra la cosa più perversa che si possa immaginare. Per una serie televisiva americana che si chiama Mozart in the Jungle, avevo l'incarico proprio di registrare l'orchestra. E quando sono arrivato lì, per scelta registica, mi hanno chiesto quanto tempo mi servisse per dare una cuffia a tutti i musicisti. Ho detto, sono 64, calcolando che le cuffie non ce le ho qui, potremmo fare in un paio d'ore che tutti i primi di ogni sezione dell'orchestra sono muniti di cuffia. Ma posso sapere qual è lo scopo di tutto questo? Mi hanno risposto che lo scopo era quello che nella sceneggiatura se ne andava il direttore dell'orchestra e lasciava il suo posto a un direttore giovane, un suo allievo, e nel momento in cui questo allievo cercava di dirigere l'orchestra suonava male. Per via appunto della continuità, loro avevano l'esigenza che quando l'orchestra suonava male sempre uguale, per cui loro avevano immaginato che tutti i musicisti avessero in cuffia un metronomo diverso per farli suonare male. Io ho detto, mi sembra la cosa più perversa che si possa immaginare. E loro mi hanno detto, ma tu hai una soluzione migliore? Sì, ho detto sì. Vedi quel tizio lì? Quello si chiama direttore d'orchestra. Se tu gli dici di fare 5 volte sbagliare l'orchestra nello stesso modo, lo riesci a farlo. Così è successo.